Cosa c'è che non va? Siamo qua con Zanini Simone, che è il presidente della Lega Ambiente Circolo Loreo Rosolina, e siamo qua, canale Brondolo, perché? Canale della linea Po-Brondolo. Per quanto riguarda, qui siamo sulla zona del Ponte Sacco, della zona che da Rosolina si entra nella zona di campagna. Succede abbandoni continui di rifiuti. Abbiamo fatto più volte raccolte con i nostri soci, in alcune campagne anche con altre associazioni del comune di Loreo e Rosolina. Le abbiamo fatte l'anno scorso per quanto riguarda con un progetto col comune di Loreo e prefettura, con i richiedenti asilo che erano ospitati nella struttura di Loreo. Abbiamo fatto più volte raccolte, segnalazioni eccetera, però ci troviamo con una situazione che è sempre più degradata. Abbiamo scritto anche, oltre ad aver parlato con coi sindaci di comune di Loreo, di Rosolina, perché trovino una soluzione, perché al limite dimostrino che qualcosa si sta facendo. Non è possibile che il cittadino si trova con situazioni di abbandono, di sporcizia e di tutto il resto, che l'unica attività che fanno i comuni è: mando l'ecoambiente, mi raccoglie e poi vediamo in che modo raccoglie l'ecoambiente, lasciando al limite anche una situazione ancora degradata, raccoglie e poi dopo i soldi li ripartisco fra tutti i cittadini. L'abbandono non si tratta solo di un abbandono di rifiuti, chiamiamo così, urbani, troviamo di tutto, troviamo delle lavatrici, troviamo Eternit, troviamo situazioni di abbandono di sostanze anche pericolose e altamente inquinanti. Cosa possono fare i comuni? Noi abbiamo fatto una serie di proposte, da un controllo degli accessi, da una vigilanza continua, da integrare per quanto riguarda le pochissime risorse che hanno i comuni per quanto riguarda vigili o di polizia locali, con accordi con le associazioni, con l'istruzione per quanto riguarda, con creare quello che si può fare per quanto riguarda, come è successo per gli ausiliari di traffico, creare e istruire personale per quanto riguarda ausiliari ambientali, quindi volontari che danno una mano per quanto riguarda perché il nostro territorio si mantenga in un modo decoroso. Noi teniamo che per quanto riguarda, indipendentemente che questa zona sia nel comune di Loreo o di Rosolina, è una zona che viene degradata a ragione di pochi furbi, ha un costo economico notevole che viene ripartito fra i cittadini e anche un costo, oltre che ambientale, anche un costo economico per quanto riguarda l'aspetto turistico. Questa zona è frequentata da cittadini che la percorrono, turisti o altro, che l'immagine che hanno del delta è un'immagine negativa. Volevo solo dire, sono Giovanni Carlin, di Lega Ambiente di Rosolina Loreo. Allora, l'abbandono rifiuti non si elimina solo ogni tanto andando a tirare su l'immondizia, ma si elimina mettendo delle telecamere e facendo un servizio come si deve. Questo non viene fatto in questo territorio, viene un po' tutto quanto abbandonato al buon senso dei cittadini. Ecco, questa qua per esempio sono conchiglie, come ci sottolineavano, non è una mangiata fatta da una famiglia, ma qua parliamo di qualche quintale di gusci, e quindi probabilmente la responsabilità è di qualche azienda. Aspetta, che questa situazione qua sotto il Ponte Rantin minimo ci sarà 5-6. Ecco, qua siamo sotto il Ponte Rantin che collega Loreo e Rosolina, e effettivamente la discarica qua, oltre che essere maleodorante e non solo, ci sono questi depositi di Eternit che, ricordiamo, decisamente pericolosi per la salute e per la cancere. Quindi, ricapitolando, è un problema ambientale, perché poi tutti i detriti vanno nelle falde, quindi ne paghiamo tutti noi. È un problema anche turistico, perché qua c'è un circuito, arrivano turisti e quindi non diamo un grande decoro del nostro ambiente. Lei ha parlato di una collaborazione anche con i volontari eccetera. Avete già avvertito le due amministrazioni? Beh, le amministrazioni le abbiamo avvertite con incontri, con messaggi e con lettere precise, e nel quale all'interno delle nostre lettere ci sono proposte. Non c'è la classica denuncia in Facebook che ognuno si indigna e lì finisce e rimane a tavolino. Ripeto, noi abbiamo operato, abbiamo raccolto, e tra virgolette, se permette, non è che la nostra situazione come l'associazione Lega Ambiente, la nostra attività deve essere solo ed espressamente di dire vado a raccogliere e porto. Cioè, vorremmo anche che le amministrazioni si dessero un po' da fare e dimostrassero che la cura del territorio o altro significa un impegno preciso.
almeno provare a contrastare i furbi che a scapito dei cittadini seri e onesti, diciamo, agiscono in maniera indisturbata.